Amici di Rai Sport Satellite, un saluto a tutti da Giacomo Capuano. Siete collegati con San Patrignano, siamo sulla collina sopra Rimini di Coriano per la 10ª edizione del concorso ippico internazionale Challenge intitolato a Vincenzo Muccioli. È l'appuntamento per eccellenza questo, l'appuntamento di chiusura della 3 giorni di questo concorso ippico, premio numero 9, Gran Premio Unire Challenge Vincenzo Muccioli, Gran Premio a 2 manche. Un davvero appuntamento che ha richiamato tantissimo pubblico qui a San Patrignano. Siamo in pratica per assistere al concorrente cavaliere numero 19 Albert Zor su Oki Doki. Fino a questo momento un percorso sicuramente difficile, tra poco ne parliamo. Voglio salutare innanzitutto Duccio Bartalucci che mi aiuterà nel commento tecnico, direttore Dipartimento Salto Ostacoli della Nazionale Italiana. Benvenuto. Grazie a te. Saluto anche tutta la squadra tecnica e Franco Venditti che guiderà qui le telecamere di Rai Sport e Marco Lollobrigida che ha il coordinamento giornalistico a Roma. Dicevamo Bartalucci, un percorso sicuramente abbastanza complesso fino a questo momento. Lo vogliamo cominciare a descrivere? Sì, beh, molto impegnativo, 14 salti, credo che forse i primi 4 possano essere considerati abbastanza abbordabili, anche se hanno fatto danni lo stesso, e poi dal numero 5 c'è questa doppia gabbia e credo che tutto il percorso meriti una grande attenzione da parte dei cavalli e cavalieri impegnati in questa gara. Fino a questo momento il miglior risultato è di Andy Candin, il cavaliere rumeno che con Remember in pratica ha ottenuto 4 penalità e un tempo di 84-85, migliore prestazione, è una prova che gli permette anche in maniera automatica di essere presente ai prossimi mondiali di Aquisgrana in Germania. C'è da dire che oltre il cavaliere rumeno saranno altri 13 binomi presenti qui in questa manifestazione, presenti ai prossimi mondiali, insomma dimostrazione di un livello tecnico davvero eccellente raggiunto da questo. Sì, beh, è un concorso ormai di grande prestigio internazionale, uno degli appuntamenti classici della stagione, ma basti pensare che i cavalieri della nazionale tedesca impegnati questa sera hanno gareggiato contemporaneamente nelle giornate precedenti al loro campionato nazionale e hanno raggiunto, facendo un po' avanti e indietro, San Patrignano dalla Germania, partecipando ad entrambe le manifestazioni. Intanto abbiamo assistito alla migliore prestazione perché ha superato quella di Candin, cioè Albert Zoer su Oki Doki con 4 penalità e un tempo di 84,06, e in questo momento colui che ha effettuato la migliore prova. Intanto è pronto Filippo Moyerson, l'italiano che monta Zenzero di Santa Marta. Qui ci sarà ovviamente una grande attenzione di Bartalucci. Sì, beh, un binomio, Moyerson lo ritengo uno dei nostri cavalieri migliori in assoluto per qualità, stile, serietà, e quindi un po' un esempio che noi come federazione indichiamo ai nostri giovani. E qui sta montando un cavallo italiano che con lui ha fatto progressi straordinari negli ultimi tempi, e credo che è una gara forse una delle più impegnative in cui ha partecipato questo cavallo. Ecco, giudicheremo il grado di preparazione raggiunto, ma chiaramente è un binomio che su un livello di gare anche importanti, ma un pochettino al di sotto di questo è uno dei Gran Premi più impegnativi che si sono svolti finora nella stagione, e ha fatto molto bene. Seguiamolo dunque, Filippo Moyerson alla gabbia. C'è ancora un errore sì, sul verticale con Fosso. Diciamo che è già fuori dalla seconda manche. Perché questo premio prevede la doppia manche, al termine della prima cederanno, intanto chiude con 86,16 e 16 penalità a Moyerson,
accederanno il 25% dei cavalieri, dunque sono 41 iscritti, dovrebbero essere 11, anche se chi effettuerà il percorso a penalità zero sarà comunque presente di diritto alla seconda manche. Questo è un binomio importante da vedere in questa gara. Natale Chiaudani ha iniziato la stagione 2006 molto positivamente, è stato autore di un brillantissimo campionato italiano ad Arezzo, vincendo la medaglia d'argento, ha partecipato alla Coppa delle Nazioni di Piazza di Siena, primo giro un inconveniente, una brutta caduta, il secondo giro un percorso netto molto positivo, poi una trasferta all'Ummen in squadra non molto fortunata e positiva, e adesso è un po' la prova clou della sua stagione per vedere quali sono le prospettive da qui alla fine dell'anno. E ricordiamo anche il secondo posto proprio nella seconda giornata qui a San Patrignano nel premio numero 6 sul percorso di caccia. Sì, con l'altro cavallo. Con Newport. Alla Riviera. C'è il giro di mano sinistra. Certamente adesso è importante rimanere sulle 8 penalità. Ma alla gabbia sono 3 errori consecutivi. Niente, io credo che probabilmente ha cominciato molto bene il percorso, poi di fronte a una doppia gabbia con 2 Oxer imponenti forse si è un po' preoccupato della copertura sui 2 Oxer e ha attaccato forte il verticale di entrata, questo gli è costato 2 errori, poi Calla si è un po' scaldata verso fine percorso, entrava dentro i salti e alla fine è un percorso compromesso purtroppo. E fino a questo momento diciamo che per gli italiani non è facilissimo. Prima c'era stato Massimo Grossato che ha totalizzato 8 penalità e un tempo di 86,70, poi la Martinengo che ha avuto 20 penalità con un tempo di 88,86, e poi avete visto consecutivamente Moyerson e Chiaudani. C'è da sottolineare che fino a questo momento, mentre sul campo di gara c'è François Maty su Yvois Durouet, il belga, da sottolineare che a San Patrignano c'è stato ci sono stati solo successi di stranieri al momento. Sì, beh, c'è una partecipazione, un ranking di primissimo livello e noi qua all'ultimo momento abbiamo dovuto rinunciare alla partecipazione del cavaliere di punta in questo momento della nostra nazionale, che è Juan Carlos Garcia, che speriamo di recuperare a breve per i campionati del mondo. A proposito di questo, è stato operato alla mano, quali Sì. sono le notizie che ha ultime recenti? Le notizie sono che diciamo, è atteso martedì il professor Costa per definire un attimo i tempi di recupero. Conoscendo la capacità di questo grandissimo medico e soprattutto della sua capacità nei confronti degli sportivi di rimetterli in pista, ci auguriamo che faccia altrettanto con Juan Carlos. Tanto 8 le penalità per il cavaliere belga. Questa è la parte finale del percorso, no? Con questo cambiamento di direzione, una linea verticale Oxer con 4 tempi di galoppo molto lunghi, c'è qualcuno che l'ha tentata in 5 e ancora 5 tempi per il verticale finale, numero 14. Finora non ci sono percorsi netti, quindi nonostante che siano già passati numerosi binomi di ottimo livello, questo denota che le difficoltà del percorso sono considerevoli. Intanto vediamo un altro azzurro, Bruno Chimirri,
su Langnecht. E questo è un binomio che negli ultimi anni ha un po' fatto tutto quanto quello che c'era da fare, Olimpiadi, mondiali, europei per la nostra squadra. Questo è un appuntamento importante per vedere se può essere ancora una pedina in vista dei mondiali di Aquisgrana oppure no. Numero 225 nel ranking mondiale, 35 anni. Ha ottenuto anche un 19° posto nella competizione individuale nelle Olimpiadi di Atene nel 1996. Il primo errore. Sì, un errore sulla barriera ricaduta dall'uscita della doppia gabbia. Adesso alla gabbia. Poi c'è subito per la verticale e subito dopo sì, sul fosso, che certamente crea qualche problema, anche se nello specifico poi il cavaliere italiano non ha avuto difficoltà. Un buon percorso questo di Bruno con Langnecht, e d'altronde sia Bruno Chimiri con Langnecht che Massimo Grossato con il Quinto sono perlomeno i binomi più collaudati che abbiamo messo in campo questa sera a questo livello di gare. Diciamo che siamo al limite probabilmente con il tempo, poi vedremo di capire bene. Ripetiamo, 11 cavalieri accederanno alla seconda manche. Adesso ci sono binomi che già si sa che parteciperanno ai prossimi mondiali. Uno è proprio quello che vedete inquadrato dalle telecamere di Franco Venditti, Jeroen Dabeldam, che è su up and down, atleta olandese, sicuro binomio presente ai mondiali prossimi di Germania. Questo è un binomio di grande spessore tecnico. Ieri sera hanno affrontato la gara di velocità lavorando per il Gran Premio senza rischiare, senza prendere troppi rischi sulla gara di ieri, e d'altronde questo è un Gran Premio con una dotazione economica non indifferente, sì, che fa gola. 200.000 euro. Questa doppia gabbia, un po' la posizione attaccata alle tribune, un po' il fatto che si gira e si è con le spalle alla porta d'ingresso del campo, e questo fa sì che ci sia sempre una minima perdita di impulso. I cavalli rallentano fisiologicamente quando si danno le spalle alla porta d'ingresso del campo, e quel verticale grigio in entrata crea non pochi problemi. I cavalieri sono un po' preoccupati della copertura dei due Oxer, che sono di dimensioni considerevoli e anche con distanze un po' ampie, quindi prendono un po' il rischio di attaccare il verticale per non avere difficoltà nella copertura, e quel verticale ha fatto veramente danni finora. Nello scorso anno Dabeldam è stato bronzo individuale a squadre, chiude con un tempo buono, 4 penalità, 83 e 42. Diciamo che l'olandese ha messo una ipoteca al passaggio alla seconda manche, anche perché con 4 penalità... Sì, ma per quello che si è visto finora, 4 penalità è una buonissima gara in questo Gran Premio. Adesso ancora un binomio che sarà presente ai prossimi mondiali, Peter Wild, americano, su Fencera. Questo può essere un
potenziale percorso netto, è un binomio molto accreditato nel livello internazionale e potrebbe essere anche uno dei protagonisti dei mondiali di Aquisgrana. Concorrente numero 25, in totale sono 41. Parte adesso la sua prova, c'è subito un dietro front a mano destra. Seguiamo con attenzione adesso sul muro, un muro che sì, ha dei causato mattoncini, danni, sì, sì, che... perché è molto, ha un impatto diciamo forte verso i cavalli, cioè viene un po' da spingere, da attaccare, però la parte superiore è veramente fragile. Ma rispetto ai primi concorrenti che affrontavano la distanza dalla triplice numero 3 al muro in avanti, quindi facendo 5 falcate arrivando un po' lunghi, c'è stata una serie di errori proprio su quel muro e adesso da un po' di tempo a questa parte i cavalieri preferiscono accorciare la falcata di galoppo ed arrivare sul muro in una situazione tecnica diversa, cioè lo stanno considerando come un ostacolo un po' più difficile, un po' più errorabile rispetto alla valutazione che avevano fatto visitando il percorso a piedi. Nella cosiddetta ricognizione, tra i risultati di Peter Wild c'è da segnalare il terzo posto nella competizione individuale ai campionati mondiali di Jerez della Frontiera nel 2002, chiude con 4 penalità, 85 e 36 il suo tempo. Anche qui le penalità dovrebbero permettergli un accesso, ma vedremo, perché a parità ovviamente di penalità poi conterà il tempo. E adesso per quanto riguarda l'Olanda è la volta di Wim Schroeder che monta Eurocommerce Vancouver. Mano a mano che la gara va avanti credo che sia da apprezzare comunque questo percorso, perché alla fine comunque non è punitivo in un singolo ostacolo o in una singola combinazione, gli errori vengono distribuiti con sufficiente equità su tutti gli ostacoli e chiaramente comunque è un percorso che sta delineando difficoltà anche per binomi veramente di grande spessore tecnico, quindi una gara impegnativa, ancora il verticale di ingresso della doppia gabbia che ha creato l'errore per l'atleta olandese. Percorso disegnato come sempre, almeno negli ultimi anni, dal direttore di campo Marco Kortinovic. Era stato protagonista anche negli europei che poi si sono svolti qui nella scorsa stagione. Sì, una delle edizioni più belle dei campionati d'Europa, perlomeno degli ultimi anni. C'è da dire che ci diceva la Martinengo che nella precedente telecronaca che qualche problema potrebbe esserci anche dai riflettori, perché diceva che in Italia non si è molto abituati a questo tipo di gare serali. Sì, no, questo è vero, non c'è degli italiani oramai. Tempo abbastanza alto, 90, però 4 penalità che insomma potrebbero essere poi importanti alla fine per Schroeder. E adesso è la volta di un altro italiano, Giuseppe Rolli, che monta Ibis Bouteille. Ecco, sarà interessante vedere Giuseppe con questo cavallo, anche per lui credo che sia con questo cavallo la prima gara veramente così importante come livello tecnico,
Giuseppe ha una scuderia di ottimi cavalli, li alterna con molta professionalità, con molto giudizio, perché comunque questo gli consente di essere sempre in pista quasi tutte le settimane, ma dando i giusti turni di riposo ai suoi cavalli e quindi a poterseli conservare più a lungo. Questo è un altro degli aspetti di questo sport. Molti cavalieri hanno magari soltanto un cavallo di primissimo livello e per essere un po' presenti in quelle che sono le manifestazioni che si susseguono ormai a ritmi incessanti durante la stagione, spesso il loro cavallo di punta è sottoposto a un vero tour de force. Chiaramente è molto importante o avere la possibilità, come a Giuseppe, cosa che hanno tantissimi cavalieri stranieri, di avere più di un cavallo e alternarli, oppure nel caso che non si abbia questa possibilità veramente è fondamentale avere una programmazione la più intelligente e accurata possibile. E andiamo a seguire dunque la prova dell'italiano al muro. Giuseppe ha optato per la soluzione che aveva scelto durante la ricognizione, non ha modificato. Niente da fare, una doppia gabbia Sì, difficile per Rolli. È chiaro che il primo errore può poi determinare anche in una doppia gabbia, sì, a questo livello sì. Ma il cavallo sta saltando bene, consideriamo che è un cavallo alla prima esperienza in una gara, no, a questo livello. Qui ecco, è mancato forse un pochettino, andando a saltare un oxer impegnativo con un fosso sotto. Giuseppe è rimasto tranquillo per dare serenità al cavallo. Il cavallo ha guardato un po' il fosso sulla partenza e è venuto un salto. E dunque si è ritirato il cavaliere Giuseppe Rolli. Adesso è la volta di un altro binomio che sarà presente ai mondiali di Germania, che inizieranno a fine agosto. Si tratta dello svizzero Werner Mauff che monta Plot Blue, numero 28 degli iscritti a questo ultimo Gran Premio di un concorso davvero di grandissima qualità, un colpo d'occhio anche sulle tribune che credo faccia davvero piacere a tutti gli appassionati dello sport. È tradizione sicuramente ormai qui a San Patrignano vedere tutto questo seguito rispetto ai concorsi ippici, però credo che sia sempre una bella fotografia. Sì, sicuramente San Patrignano è uno dei concorsi dove il pubblico è veramente presente, partecipe, segue l'evento con grande attenzione. Ma fortunatamente ecco, negli ultimi tempi altre manifestazioni riescono a richiamare la presenza del pubblico. Penso per esempio da 2 anni c'è questo concorso a Napoli, a Piazza del Plebiscito, no? È un evento particolare, ma credo che il nostro sport debba andare un po' alla ricerca, no? Del contatto con il pubblico, con la gente che magari non ci segue o non ci conosce o non ha un'idea, no? Di quanto avviene nel nostro per sport. allargare Sì. il bacino. Tanto seguiamo la prova di Muff che ancora a 0 penalità. Quinto in Coppa delle Nazioni a Roma, sempre con lo stesso cavallo in questa stagione, con Plot Blue. E questo è un cavallo che potrebbe avere il netto nelle gambe, molto tecnico, molto rispettoso. E adesso, anche se qui ecco, ha un
po', secondo me, un po' mancato di precisione il cavaliere, ha girato così un po' in maniera forse preoccupato di rimanere dentro il tempo, ma credo che non dovesse avere questa ansia, è rimasto dentro comodamente di 8 secondi dopo aver affrontato il verticale numero 10. Anziché cercare di ricostruirsi una situazione di gestione del cavallo per il finale del percorso, no? Ha galoppato un po' in maniera casuale verso quell'Oxer, sbandando, e insomma è andato un po' buttandoselo via questo percorso netto. Eh sì, sicuramente sì, anche perché poi è stato forse no su un ostacolo neanche tra i più difficili, ma comunque ha un tempo buono, quindi diciamo che oramai a questo punto è sicuro. Però attenzione che ha fatto ancora errore mi sembra sull'ultimo ostacolo, quindi ha chiuso con 8. Quindi c'è stata una valutazione, anche perché di tanto in tanto c'è un po' questo non abbiamo una visuale perfetta da qui. C'è una discrasia anche tra quello che arriva e il tabellone ufficiale che abbiamo di fronte. Ancora uno. Intanto sì, sul campo di gara c'è il belga Lansing su Thunder van de Zoutwouw, uno dei cavalieri di maggior spessore tecnico presenti a questo concorso. Anche lui errore in ingresso di doppia gabbia. Salto della Riviera da parte di questo cavallo veramente plastico, in alto, in avanti. Ora anche lui cerca comunque di accreditarsi con 4 penalità e un buon tempo per non prendere rischi di ingresso alla seconda manche. E però gli viene veramente in bocca, come si dice, il quarto tempo di galoppo corto verso il verticale su fosso, e c'è un secondo errore. E qui chiaramente diventa difficile, poi bisognerà vedere, insomma, ma potrebbe essere difficile già con 8 penalità. E si ritira. E si ritira. E dunque adesso... Sì, oramai i cavalieri stanno valutando che comunque le 8 penalità finiscono no, per escludere. Sì, sì. E adesso è il momento della svizzera Cristina Lieber che monta Helleby No Merci. Sicuramente la Lieber anche parteciperà ai mondiali. La matematica ancora non condanna del tutto gli 8 penalità, però abbiamo 8 percorsi, se non mi sbaglio, con 4 penalità. E ancora qualche binomio di livello che deve entrare, quindi sì, sono 8 che naturalmente a questo punto accedono. Abbiamo detto ne vanno 11 alla seconda manche, però ancora ci sono dei binomi importanti. Questo svizzero della Svizzera Lieber è un binomio sicuro partecipante ai mondiali, vedremo. Ci sono ancora poi 11 cavalieri, 11 binomi. Parte adesso il percorso della Svizzera, subito dietro front. Al muro. Adesso è pronta per la doppia gabbia. Quel primo ostacolo è caduto per parecchi binomi. Adesso alla Riviera. Sembra avere quasi problemi ogni tanto nella direzione. Vabbè, per essere molto franchi e sinceri, è un binomio sicuramente in grado di, fatto anche bene l'anno scorso il campionato europeo, è un binomio, il cavallo ha la sua importanza notevole, qui in Amazon è di un livello
sicuramente inferiore a molti dei partecipanti in questo Gran Premio. Però ha fatto binomio con questo cavallo e quindi si capiscono, anche se le interpretazioni da un punto di vista tecnico non sempre sono, no, le migliori, le più ortodosse. Eh sì, anche perché chiude con un tempo di 85,37, ma soprattutto con 4 penalità, per cui è certamente nella seconda manche, anche perché delle volte la differenza tra qualità del cavaliere e qualità del cavallo può essere o negativa o positiva, insomma poi dipende, no? È chiaro che Sì, chiaramente ecco, devono avere una sincronia di intenti a questi livelli, però in questo caso troviamo in campo cavalieri che riusciamo a vedere poi nell'arco delle stagioni interpretare cavalli di diverse qualità, di diverse situazioni tecniche nel migliore dei modi, il che denota uno status di cavaliere diverso. E poi questo sport è fatto anche appunto di binomi, cioè di situazioni che magari per un po' di tempo compaiono ai vertici internazionali e poi una volta scomparso quel cavallo, quei cavalieri faticano enormemente a ritornare a saltare certe gare. problemi per Laura Kraut, l'americana che monta Miss Independent, binomio anche questo presente ai prossimi mondiali, ma già è in salita il percorso dell'americana. Nella seconda mancia saranno totalizzate le penalità della prima a quelle poi appunto della seconda, e a parità di penalità vincerà chi avrà effettuato il miglior tempo. La Kraut è 19esima nel ranking mondiale, chiude 8 le penalità, 89,92 il tempo. Fino a questo momento non ci sono italiani che accedono alla seconda manche. Diciamo che le speranze azzurre sono in Gianni Govoni, che sarà il quartultimo cavaliere. Adesso è il momento di Pete Mandley su Indigo nono, svizzero, eccolo qua inquadrato dalle telecamere, che guida Franco Venditti. Voglio darvi anche il risultato del Gran Premio numero 7 Deutz Fahr, che ha vinto la vittoria proprio, ha visto la vittoria proprio di Laura Kraut su Olimpia, secondo l'italiano Giovanni Consorti su Storm, mentre per quanto riguarda il premio numero 8 delle poste italiane ha vinto Patrice Delavaux, il francese, su Jaguar Mail, il miglior italiano Giuseppe Rolli, che ha montato Haida du Castillon. A questo momento 0 le penalità. Sì, ottimo è stato il risultato nella categoria, praticamente il Gran Premio dei cavalli giovani. Storm con Giovanni Consorti si è classificato secondo. Questo è un cavallo di notevoli prospettive per il futuro, perlomeno ecco, sta arrivando qualche segnale da parte del ricambio generazionale nel nostro parco cavalli. Ci sono stati dei cavalli quest'anno di 8 anni che hanno fatto molto bene vincendo e partecipando a Gran Premi e Coppe delle Nazioni negli XIO, e quindi perlomeno c'è qualche confortante segnale di avere un parco cavalli che sta Ed eccolo, primo percorso netto. no, ha avuto, sì,
c'è stata prima sembrava la penalità, adesso no, è il percorso netto, quindi 89-13. Accede di diritto, ma ci deve essere qualche problema perché era stata sia sul tabellone che in grafica, avevamo le 4 penalità, sembrava ci fosse sfuggito un errore sull'ostacolo, invece no, ma ha saltato veramente bene. netto. Ecco, e ora è una cosa che è interessante vedere, perché questo non so perché avviene, ma capita veramente tante volte nel nostro sport, no? Ci sono delle gare dove per 3/4 non viene un percorso netto, sembra impossibile che accada, e poi succede che un cavaliere realizza il primo netto e magari ne vengono diversi di seguito. Ora è interessante vedere, perché per esempio io nelle previsioni avevo indicato, come guardando un po' chi mancava ancora alla fine, indicavo Nick Skelton come il probabile primo netto, e vediamo se riuscirà anche lui a chiudere senza penalità come ha fatto Bitmanley. L'inglese su arco terzo. Al muro. Ostacolo un po' insidioso è questo ingresso di verticale. Ha avuto E poi c'è un errore del rifiuto a questo punto. Sì, un po' la difficoltà, perché lui contrariamente a quanto hanno fatto tanti si è un pochettino assicurato il verticale d'ingresso, no? Ha cercato di non esagerare nella spinta, e però è venuto lontano Loxer, ha fatto un errore in ricaduta e a questo punto ha deciso di ritirare il suo cavallo. E dunque finisce in pratica, anche se questo poteva essere uno dei binomi accreditati per la vittoria. vediamo la scelta di Nick Skelton che va via, perché ovviamente c'è stato quell'errore che poi ha provocato il rifiuto e dunque l'uscita di scena per il cavaliere inglese. Adesso c'è uno, diciamo così, della dinastia Whittaker, in questo caso John Whittaker. Ha già fatto il suo percorso Robert Whittaker, ma con 15 penalità, quindi è fuori dalla seconda manche. Vediamo adesso John Whittaker su Peppermill. L'abbiamo ripetuto in questi giorni, in questo caso John Whittaker è in pratica 23esimo ed è una leggenda nel ranking mondiale, ed è insomma una leggenda dell'equitazione mondiale. Padre proprio di Robert, che ha gareggiato all'inizio di questo Gran Premio. Eccolo al muro. E qui sì, se la cava bene. Sì. Ha montato con estrema efficacia in questa combinazione, allontanandosi dal verticale ma avendo molto impulso poi per poter coprire i due larghi che sono posti a distanze abbastanza ampie all'interno della combinazione e hanno una discreta profondità. Molto bene in questa linea, e ha scelto chiaramente i 4 tempi che sono canonici, ma no, ha oscillato un po' tra sinistra e destra, quindi avvantaggiandosi nel cercare la distanza migliore. 4 tempi in avanti.
praticamente a chiudere con l'altro percorso netto, 88 e 28, conferma tutta la sua classe qui a San Patrignano John Whittaker. Nel Gran Premio che conta c'è. Sì, io credo qua un buon cavallo sicuramente, perché per fare un percorso netto su questo percorso ci vuole un buon cavallo, ma credo un Oscar di equitazione se l'è guadagnato John Whittaker con questo percorso. Ha veramente montato in maniera più che impeccabile. Altro Whittaker, questa volta Michael, diciamo che fa parte dell'altra famiglia più importante dell'equitazione britannica, 12° nel ranking mondiale, 42 anni, 4 Olimpiadi per lui e tante vittorie, partecipazioni ovviamente importanti. Vediamo. Al momento, rispetto a quelli che sono i risultati finora, sicuramente è un cavaliere con 4 penalità e col tempo più alto esce fuori dalla seconda manche. E quindi quella che era stata un po' la previsione anche in precedenza, insomma, ha confermato che Sì. andando avanti anche le 4 penalità potevano avere qualche problema poi per l'accesso all'ultima manche, quella decisiva. Pronto adesso alla gabbia. Fosso verticale, l'errore in uscita dalla gabbia. E adesso qui deve sicuramente galoppare per il tempo. 88 e 95, adesso poi si faranno un po' i conti per capire se riuscirà, anche se a occhio mi sembra un po' alto come tempo. E questo era Michael Whittaker. Adesso è il momento di Jerko Schröder su Eurocommerce Milano, cavaliere olandese. Quinto nel ranking mondiale. Ovviamente questo binomio sarà presente in Germania. Dopo Schröder saranno 5 i cavalieri. Per chiudere questa prima manche della 10ª edizione del concorso ippico internazionale Challenger Vincenzo Muccioli qui a San Patrignano. Un impegno di tutta la comunità per la buona riuscita di questo concorso. Tutti i ragazzi presenti qui. Po' di fortuna all'ingresso della gabbia, toccato coi posteriori, la barriera rimasta. Eh sì, un errore. E qua ecco, è tipico un po', no? Fine percorso, probabilmente il cavaliere ha avuto un momento di, così si è un po' rilassato, il cavallo ha perso impulso, sempre la difficoltà degli ostacoli venendo via dalla porta,
un errore e poi un rifiuto. E insomma è sicuramente fuori dalla seconda manche Schröder, che aveva ottenuto il bronzo a squadre proprio nell'europeo qui a San Patrignano. Adesso è il momento di Rolf Goran Bengtsson, svedese su Grandina, binomio che parteciperà ai campionati del mondo. È un finale di binomi tutti presenti in pratica a questo appuntamento mondiale ad Aquisgrana. E Bengtsson sta montando vabbè, da qualche anno McKinley, che è un cavallo che ha fatto parte della nostra squadra nazionale con Jerry Smith. Sta montando Ninja, che è un cavallo che abbiamo avuto nella nostra squadra con Giorgio Nuti, e questa cavalla Grandina a Piazza di Siena quest'anno praticamente McKinley doveva saltare la Coppa delle Nazioni per la Svezia, ha avuto un infortunio in prima giornata e Bengtsson ha un po' improvvisato questa cavalla che doveva fare un po' diciamo le seconde gare, tra l'altro rivelandosi comunque all'altezza. Ha fatto una discreta Coppa delle Nazioni e quindi poi ha acquisito, nella disavventura di non avere a disposizione il primo cavallo, probabilmente ha scoperto di avere anche in questa cavalla una possibile alternativa per le gare importanti. Un errore, 4 penalità al momento per Bengtsson. Ora dovrà cercare di forzare un po' sì, il ritmo per non correre rischi e di fare magari un percorso con 4 penalità e rimanere fuori dalla seconda mancia. Sta galoppando verso la parte finale del percorso. Sì, a chiudere. In avanti, 4 tempi. E chiude 83-50. Sì, è un buon tempo che lo sicuramente qualifica alla... In questi casi, nella disgrazia di dover fare un errore, è sempre meglio farlo all'inizio, perché questo ti dà la possibilità perlomeno di regolarti e di aumentare un po' l'andatura, stringere qualche curva. E magari invece fai una gara cercando di assicurarti il netto, fai errore a fine percorso, sei lento e vai fuori dalla seconda mancia. Avete visto il cavaliere italiano, ma avete sentito anche gli applausi convinti qui da San Patrignano, perché è chiaro che adesso insomma le speranze italiane sono tutte per lui. Loro piana l'asita e il cavallo dell'italiano. Chiaro che Bartalucci deve seguire con grande attenzione. Sì, no, Peccato, è entrato bene, un buon salto sull'ingresso, la cavalla è rimasta un po' in aria, sospesa sull'oxer centrale. Nel 2002 è arrivato secondo, sì, nel Gran Premio. In questo stesso, diciamo, l'anno scorso, no, nel 2002, ma con Avigna. Terzo al campionato europeo di San Patrignano l'anno scorso. L'altro anno ci fu nel Gran Premio durante il campionato europeo e con questa cavalla ha fatto un eccellente risultato. È ancora in corsa, anche se tempo, adesso vediamo, ma c'è stato il secondo errore per Govoni, dunque fuori dalla seconda manche, 85-89. È una buona gara di Gianni, sì. È un po' forzato alla fine la velocità per
guadagnarsi l'accesso, e chiaramente questo poi comporta un aumento dei rischi. È andato molto vicino perché insomma il tempo era buono. Vediamo adesso se ci sarà come previsto Berbaum o invece no, perché ha avuto qualche problema al ferro di con un ferro, e in pratica adesso probabilmente ci sarà prima Kusher e poi Berbaum, grazie ovviamente all'ufficio stampa di San Patrignano che con grande velocità ci ha dato questa indicazione. C'è un momento anche di, come dire, di pausa. Io approfitto, Bartalucci, diciamo un piccolo bilancio insomma su questa partecipazione italiana qui a San Patrignano. Ma io credo che i Cavalieri abbiano fatto quelli in campo quanto era nelle aspettative e nelle loro possibilità. Consideriamo in questo momento, perlomeno per quello che riguarda i binomi al massimo livello, una situazione di ricambio generazionale. Abbiamo dei binomi interessanti che stanno venendo fuori, una squadra la settimana scorsa ha vinto la Coppa delle Nazioni dello Xio di Svezia a Fasterbo con veramente un ricambio di cavalli e cavalieri notevole rispetto a quanto abbiamo fatto nelle stagioni precedenti, o anche basti pensare a Piazza di Siena, in cui avevamo ancora comunque dentro il quartetto di squadra Garcia, Govoni e Chiaudani. Ionella Ligresti, Omar Bonomelli, Chiara Righetti, una debuttante in senso assoluto in Coppa delle Nazioni, la sua prima Coppa delle Nazioni in carriera a Fasterbo, uno dei concorsi più difficili, l'unico doppio netto fra tutti i partecipanti, e Emilio Bicocchi con questo cavallo di 8 anni che sta avendo una progressione straordinaria. E quindi questi binomi non erano presenti, non è presente il cavallo di punta di Giuseppe Rolli, che ha partecipato con esiti ottimi alla Coppa delle Nazioni di Lumen, percorso netto. La settimana successiva Gesteren, questa settimana riposa, sarà in squadra a Gijón. Niente, c'è un po' da gestire le situazioni dei cavalli che abbiamo in funzione di verificare poi la nostra partecipazione ai campionati del mondo di Aachen. Dopo parleremo ovviamente anche dei campionati del mondo in Germania, ma seguiamo adesso quello che è il percorso dell'atleta tedesco Marco Kusher su Cash. Ovviamente è nella parte finale, qui è importante galoppare per il discorso del tempo. 86,59 dovrebbe essere comunque un buon tempo per eventualmente accedere dentro. Sì. Adesso anticipa anche Fuchs, poi vedremo se Berbaum, l'atleta tedesco, riuscirà comunque a gareggiare. Dunque lo svizzero Markus Fuchs su Latoia terzo. Anche questo binomio sarà in pratica presente ai campionati previsti a fine agosto ad Aquisgrana. Siamo nella parte finale. No, va bene, va bene. No, va bene. Siamo nella parte finale della prima manche. Seguiamo insieme dunque Fuchs. Sta per cominciare il percorso. 45 sono i secondi come sempre prima di iniziare. Ecco dunque partito l'atleta svizzero. Dunque per stare dentro 4 penalità con un buon tempo è il minimo.
Vediamo cosa riuscirà a fare Fuchs. Buona la doppia gabbia, poi c'è la Riviera. È nono nel ranking mondiale, 51 anni, un cavaliere di esperienza, 5 Olimpiadi, medaglia d'argento a squadra a Sydney nel 2000 con Tincas Boy e più recentemente argento a squadre a San Patrignano lo scorso anno, sempre con la Toia. Eh sì, si avvicina alla fase finale. Ancora l'ultimo ostacolo, nessuna penalità, 82-01, percorso netto per Fuchs, 82-01. È la migliore in assoluto prestazione la sua, la migliore prestazione per l'atleta svizzero. Una buona... Beh sì, era uno dei binomi attesi, uno dei probabili protagonisti di questo Gran Premio. Ne manca uno che è entrato ora in campo, sì, per Bilbao, che aveva avuto qualche problema, ma ecco a chiudere proprio questa prima manche l'atleta tedesco sull'Espoir. Poi nell'intervallo tra prima e seconda manche faremo un po' il punto di questa 3 giorni di equitazione qui a San Patrignano con Andrea Muccioli. Intanto seguiamo l'ultimo cavaliere, cominciamo a fare anche un po' i conti. Su quali saranno poi i cavalieri, i binomi presenti nella seconda manche. E dunque è partito adesso l'ultimo percorso della prima manche di questo premio numero 9, Gran Premio Unire Challenge Vincenzo Muccioli. Buona la gabbia, eccolo adesso alla Riviera. Alla gabbia, verticale con fosso, sì, un percorso per adesso impeccabile da parte di Ludger Birbaum. Era ecco un po' vicino, è andato un po' all'interno dall'Oxer al verticale. Il cavallo lo ha un po' anticipato nella curva a sinistra e distanza non impeccabile. 85-92. Ha cercato di aiutare il più possibile il cavallo, ma è rimasto basso con la schiena, ha fatto un errore di posteriore. Adesso verificheremo insieme insomma quali saranno gli 11 cavalieri presenti nella seconda manche. Da sottolineare la prova di Marcus Fuchs con 0 penalità e con un tempo davvero incredibile. Poi ci sono stati altri percorsi netti, per esempio quello di Mandli, quello di Whittaker, John Whittaker, e quindi eccoci qua. Quindi abbiamo in pratica, ecco la classifica, diciamo, che ci dà
il quadro completo degli 11 cavalieri che sono ammessi fino a Berbaum, quindi da 12, quindi dovrebbero essere 12, sì, il 25%, quindi Kusher, quindi sono questi cavalieri ammessi. Poi faremo il punto della situazione con la starting list della seconda manche. Vicino a me dunque, come vi avevo anticipato, c'è Andrea Muccioli, benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, facciamo un po' il punto della situazione rispetto a questa 3 giorni. Innanzitutto questa sera un colpo d'occhio veramente spettacolare, a dimostrazione insomma della tradizione oramai di questi giorni, di queste manifestazioni. Sì, credo che sia un evento organizzato ad altissimo livello, è uno dei pochi 5 stelle al mondo, è di grande rilevanza per tutti gli appassionati, ma credo che richiami anche un discreto numero di persone che si sono appena avvicinate al mondo del cavallo. Su tutto credo la grandissima capacità, competenza, passione, professionalità, senso d'ospitalità ed educazione di tutti i ragazzi di San Patrignano. C'è da segnalare anche che nella 3 giorni ci sono state anche delle cose nuove che sono state messe in piedi, per esempio l'asta di cavalli di questa mattina, che in pratica ha fatto registrare un incasso di 165.000 euro perché c'erano insomma 12 tra Folsa e Puledri dai 3 mesi ai 3 anni di vita, insomma tutti figli di campioni del salto ostacoli che sono stati insomma in questa asta organizzata da San Patrignano. Sì, San Patrignano nel mondo del cavallo, dell'equitazione si è caratterizzato ormai in questi ultimi anni per essere un grande allevamento, conosciuto in tutta Europa e anche in America e in altri paesi, e per essere un grande organizzatore di concorsi, e quindi questa è un po' la finalizzazione di questa attitudine, di queste caratteristiche, di questo grande allevamento, di questa passione che anima così ogni nostra sfida, ogni nostro impegno nel mondo dell'equitazione. C'è stata anche un'altra particolarità di un set cinematografico, cioè in questi è successo di tutto. In questi 3 giorni non ci facciamo mai mancare gli impegni, le sfide, diciamo. Sì, è un film per le televisioni europee, è un film sul mondo del cavallo, dell'equitazione, ma direi soprattutto dello sport sano, dello sport non drogato, dello sport fatto con una sana passione e con un occhio anche alla solidarietà e a chi è meno fortunato di noi. A questo film ovviamente l'amico segreto, ovviamente girato da professionisti, registi, attori di primo livello, hanno partecipato in maniera molto concreta dal punto di vista organizzativo e anche come attori con piccole parti i ragazzi di San Patrignano. San Patrignano è stato anche set importante di una parte di questo film, e quindi, come dicevo, insomma, siamo preparati ad affrontare sempre nuove sfide. Lo facciamo con grande impegno, grande passione, perché questa è la caratteristica e lo spirito di chi da emarginato viene accolto in una famiglia allargata come questa, e che deve avere tutti gli strumenti educativi, la passione, la dignità, l'impegno per poter veramente e definitivamente uscire fuori dai propri problemi. Uscire fuori dalla droga è possibile, non servono cliniche, farmacologie, droghe più o meno controllate, serve un percorso educativo serio, servono sentimenti, serve dignità, serve responsabilità, serve rispetto per la vita e per la dignità di tutte le persone. E certamente tutti i ragazzi li abbiamo visti, insomma, qui sono stati assolutamente presenti dentro tutta l'organizzazione di questa 3 giorni, protagonisti assoluti, e da questo punto di vista un dato oggettivo ben visibile a chi ha avuto la possibilità, insomma, di frequentare in questi 3 giorni San Patrignano. Dunque, ed è uno dei motivi forse più importanti per cui organizziamo questo evento, e degli altri eventi importanti che noi organizziamo nel corso dell'anno, perché il mondo deve capire il valore assoluto di chi
venendo da percorsi di marginazione, impegnandosi per il proprio riscatto, riesce a gareggiare nella corsa della vita di tutti i giorni con grandi risorse, con grandi capacità, con grande vocazione, con grande talento, come quello che dimostrano appunto i nostri ragazzi. Credo che da questo punto di vista il valore aggiunto di questa manifestazione sia proprio il messaggio e la testimonianza che noi diamo al pubblico di appassionati e di tecnici che viene qui da tutto il mondo e si porta a casa questo messaggio. E trova insomma dappertutto i ragazzi pronti a supportare qualunque situazione organizzativa e non. Naturalmente adesso la domanda è proiettata al futuro, si sta per chiudere questa edizione, quali sono le idee in proiezione insomma anche per la prossima stagione? Di fare come nelle nostre caratteristiche sempre meglio, di migliorarci, non è facile perché un livello raggiunto nel concorso ippico è veramente molto rilevante, ma noi continueremo in questo impegno e saremo sempre affiancati, spero, dalla federazione internazionale, dalla federazione italiana, con cui lavoriamo cercando di collaborare al meglio, e speriamo di poter con i nostri puledri, con i cavalli che continuano a uscire da questo allevamento, oggi cominciano a gareggiare in tutti i campi d'Europa e del mondo, speriamo che un elemento di San Patrignano possa prima o poi essere grande protagonista, già lo sono, ma diciamo portare un titolo magari all'Italia in un prossimo campionato europeo mondiale. Ecco, dal punto di vista del appassionato degli sport equestri, come giudica questa prima manche? Noi adesso abbiamo anche avuto qui la starting list per la seconda, il migliore è stato John, l'avete visto anche prima, ma c'è un errore, credo manca Marcus. Sì, mi pare che ci siano stati solo 3 netti, quindi un percorso estremamente selettivo se consideriamo il grande livello di questa competizione e dei binomi che vi hanno partecipato, quindi Marco Cortinovis diciamo si è dato da fare per creare ogni genere di difficoltà. Mi pare che la doppia gabbia, questa combinazione sia stata estremamente penalizzante e quindi devo dire un percorso tecnicamente ad altissimo livello. Probabilmente avrà voluto testare in modo particolarmente severo alcuni di questi binomi che si proiettano a partecipare al campionato del mondo ad Aachen il prossimo mese. Bene, grazie davvero a voi, Andrea Muccioli, complimenti ovviamente per questa organizzazione. Io mi fermo un attimo, do la linea a Roma e poi saremo pronti per assistere davvero ad una seconda manche di grandissimo interesse. A tra poco.